La polizia ha arrestato a Siderno un affiliato all''ndrangheta, Antonio Galea, 49 anni, latitante dal luglio del 2010, accusato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Galea è accusato di essere affiliato alla cosca Commisso, per conto della quale avrebbe gestito affari illeciti sia in Calabria che in Lombardia. Confindustria Catanzaro e CGIL e Cisle Will hanno sottoscritto oggi un accordo sulla detassazione del salario di produttività. L'accordo rappresenta un concreto segnale nella direzione di una fiscalità meno ostile con sensibile beneficio per i lavoratori. L'agevolazione prevede una tassazione ridotta al 10%. Il presidente del Consiglio regionale Francesco Talarico e il presidente della Giunta Giuseppe Scopelliti hanno ricevuto a Palazzo Campanella il console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli, Donald Moore. Al termine della visita di cortesia, il console è stato accompagnato a visitare i bronzi di Riace e il Museo Archeologico Nazionale. La quinta edizione dello spettacolo Artisti per caso, che quest'anno si terrà a Crotone, è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza al Centro Studi Dentalia, dove il prossimo 16 aprile si terrà la Kermesse. Rimane ancora segreto il cast d'eccezione.